oggi ci hai provato, ci avete provato in tutti i modi, avete trovato anche un gran portiere che vi ha chiuso la porta tante volte. Che sensazione si prova a tirare tante volte anche nello specchio della porta e il pallone non va? Beh, è vero che siamo state molto sfortunate in porta, però si deve dire che comunque siamo una squadra nuova in cui abbiamo avuto poco tempo per amalgamarci insieme, anche l'allenatore è nuovo, quindi non è stato molto facile. Poi la prima partita di campionato c'è un po' di tensione, poi giusto una squadra che hanno trovato già l'anno scorso, in cui abbiamo fatto i play-out, si sono salvati, quindi è stato un po' un accumulo di tante cose, che però spero che sia stato solo una piccola sfortuna, nelle prossime partite migliorare e anche essere più libere giocando. Sì, fisicamente ho visto una squadra molto preparata, penso che le preparatrici che abbiamo, io non le ho mai trovate in Italia, che è Giorgia e Giulia. Anche questo ci ha aiutato un po' a arrivare così tanto in porta. Spero che piano piano migliorino le cose, cioè quando si gioca in gruppo, anche se si allena poco, nel senso che ci si è allenato poco assieme, si vede le cose perché ognuna mette la sua parte e si fa una unione. Perché hai scelto Grisignano? È una domanda che mi fanno tutti, sinceramente. È un campionato molto duro. Volevo un anno un po' più tranquillo, tra virgolette, perché comunque qua non è che sia molto tranquillo, nel senso qua vedo le persone che sono molto grintose. E a me quello mi piace una squadra che lotta fino alla fine, anche se le difficoltà sono grandi. Quindi volevo un anno tranquillo, però con persone che vivono il pallone come una passione forte, cioè non a pensare all'individualità, dobbiamo vincere per forza. No, tranquillità, lotta in gruppo soprattutto, e per ora è quello che sto vedendo in questa squadra. Autentica protagonista tra i pali, Claudia. Grazie. Non è solo merito mio, ma è merito di tutta la squadra se abbiamo portato a casa questo risultato. È un mese che prepariamo la partita e dovevamo assolutamente tornare con i 3 punti a casa. Siamo molto contenti del risultato e io quello che faccio lo faccio per la squadra aiuta me, io aiuto loro, quindi si vince insieme, non è solo merito mio. Con il preparatore anche col preparatore è un mese che prepariamo questa partita, mi sto allenando sulla reattività, sulle tempistiche in uscita e stiamo facendo un buon lavoro. Vorrei mostrare non solo oggi ma durante tutto il campionato il lavoro che sto facendo. Prima partita del Real Grisignano in casa, tanta corsa, tanta voglia, tante motivazioni, il risultato però è negativo. Sì, come al solito le partite si conta solo il risultato e quindi sicuramente è negativo. Devo però dire che se noi facessimo una valutazione di quello che è successo in campo, ai punti avrebbe vinto un'altra squadra. Sono stati giorni molto intensi perché chiaramente poi essendo subentrato in corsa, diciamo, abbiamo dovuto restringere un po' i tempi e forse oggi abbiamo anche un po' pagato questa mancanza di tempo per preparare la partita. Però si lavora bene, c'è un gruppo molto buono e se guardo un domani sono fiducioso. Ci siamo visti 5 mesi fa, è tutta un'altra musica oggi. Sì, sono cambiate tante cose, noi l'anno scorso abbiamo avuto un po' una cosa in susseguirsi, diciamo, è continuato a peggiorare le cose, i risultati non aiutavano mai e quindi è sempre stato tutto più difficile. Quest'anno io già di quest'estate, indipendentemente dalla campagna acquisti che potevamo fare, ho sempre detto che saremmo partiti dalla voglia di rivalsa, perché premetto che l'anno scorso crescevano 6 squadre che sono un numero altissimo e che probabilmente né noi né Grisignano magari meritavamo di fare un ulteriore play-out, però
Eravamo veramente tristi per quello che è successo l'anno scorso, per come è finita la stagione, e dal primo allenamento che puntiamo sul fatto di lottare, non mollare mai, e oggi si è visto. Io sono una persona che ama il lavoro, lavorerò giornalmente e non è una cosa scaramantica. Io sono contento e soddisfatto perché oggi c'è stata dalla parte della squadra mia una partita di intensità dal primo all'ultimo minuto, con la concentrazione giusta, però io penso che abbiamo fatto 3 punti in un campo dove poche squadre li faranno facilmente.